Valerio Baldovin, questa sera a maggior ragione è mancato solo il punto, perché Padova comunque ha espresso sempre un buon gioco, peccato però almeno una reazione c'è stata. Sì, la reazione c'è stata, abbiamo giocato anche un'ottima partita a tratti, a volte facciamo delle ingenuità molto marcate, che sono anche figlie del fatto che insomma, siamo abbastanza inesperti. Per noi però adesso la sfida è cercare di portare avanti la nostra prestazione a prescindere da chi c'è dall'altra parte della rete, perché non è la prima volta che giochiamo delle grandi partite contro queste squadre e poi invece giochiamo delle partite sottotono contro altre squadre, quindi per noi se vogliamo diventare più bravi, se vogliamo migliorare, la sfida è proprio questa. Questa sera però almeno da fuori si è visto che anche nei momenti difficili c'è sempre stata una reazione, poi ovvio questa sera davanti c'era la Lube e non era facile, però questa reazione continua fa vedere che la squadra almeno mentalmente cerca di esserci sempre. Ma sì, quello che mi rende fiducioso è il fatto che comunque ci stiamo allenando bene con il giusto ritmo e con la giusta attenzione. E quindi io spero che andando avanti riusciamo a dare un po' di più continuità, perché in questo momento i picchi di prestazione sono molto buoni in certi momenti, il problema è che abbiamo ancora troppi sbalzi. Adesso prossime 2 gare in trasferta, questo può voler dire qualcosa, il fatto di non giocare 2 partite in casa, oppure non deve pesare sul pensiero dei ragazzi? Non deve neanche sfiorarci il pensiero se siamo in casa, fuori casa, dobbiamo pensare a giocare bene, punto. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.